Mannaggia Santa Mario lui, chi sei Mario lui, a così a sapere, cazzotta rinda la capa, a così. Che siamo e te muovere e fanno all'autare via, ma che Roma, cazzo, zizza a mocca Roma, ma come cazzo fai? Come, hai rovinato una partita e rovinato, mannaggia la miseria, mannaggia, ma c'ha tutti amici. Da Napoli all'87, prima di iniziare con il video, vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace, a iscrivervi al canale se non siete iscritti, attivando la campanellina per restare aggiornato con i nuovi video, condividete i video con i vostri amici, parenti e chi vi pare. Voglio una partita rovinata, entrati dall'intervallo dormivano su una rimessa laterale, Lautaro, come cazzo l'hai fatta andare via? Poi è vero che c'è pure il rimballo sfortunato di Di Lorenzo e Koulibaly che purissa. È vero che ha fatto due grandi strepitosi interventi, pure tre. Però stasera Koulibaly anche lui qualche sbaglio l'ha fatto, qualche pallone che dava via, che spazzava via, ha sbagliato. Ha dormito anche lui sul gol di Dzeko, anche Koulibaly ci metto la dormita anche sua, un po' di Lorenzo, un po' Koulibaly, ma soprattutto sfaccimme Mario Rui, che stiamo ancora giocando con Mario Rui, perché il pappone De Laurentiis non ha cacciato i soldi, non è stato capace di acquistare un terzino sinistro degno da affiancare Di Lorenzo. Ancora con Mario Rui stiamo pazziando. Da quante stagioni stiamo con Mario Rui? E c'è scassato cazzo, cioè. Mamma mia, un primo tempo da non dici niente, ma un secondo tempo, ma che cazzo? Ma eri stato in due spogliatoi, cagavi in due spogliatoi? Non lo so. Poi siamo sfortunati, una tupala, il gol che c'è lì. Ma se tu non butti dentro il pallone, è quello che... cioè, la partita bisogna chiuderla. E Osimhen, ed Elmas, e Zelinski, ed Insigne, ma non signiamo. Poi si mette pure Sant'Andanovic, e buonanotte ai sognatori, voglio. Se tu non butti la palla dentro del 2-0, è pareggiata la partita. È pareggiata. Ma, voglio, a parte che il primo tempo abbiamo fatto una grande partita, nel secondo tempo, voglio, l'Inter è entrata di un'altra mentalità, ma anche noi, perché quella disattenzione... Secondo me anche quella disattenzione, il gol preso con la testa ci ha buttato un po' giù. E l'Inter è venuta fuori e alla fine è venuto il risultato dell'1-1. Ma l'Inter è forte, poi lo sapevamo che l'Inter è più forte di noi e lo ha dimostrato nel secondo tempo. Ci ha letteralmente schiacciato e per poco anche nel finale poteva fare il 2-1. Ma noi abbiamo avuto tantissime occasioni per fare il 2-0 e non l'abbiamo fatto. Direi che tutto sommato, primo tempo noi, secondo tempo l'Inter, voglio il risultato è giusto. Se andiamo a vedere il risultato è giusto, c'è rammarico, sì, perché il gol preso è proprio da mongoloid, abbiamo piaciuto un gol da mongoloid con Mario Rui. Oggi, cioè, quello è il nome dedicato a te, per quello che hai fatto, perché hai fatto un bel primo tempo, poi hai rovinato tutte cose. La prestazione tua, con quel gol subito, l'hai rovinata. L'hai rovinata, l'ha buttata in due cessi. Ramani, mi tengo da dire, nella fase difensiva Ramani è il migliore dei quattro. Ramani è l'unico che salva in fase difensiva. Poi a centrocampo Fabiano ha fatto quello che poteva, Zelinski uguale, anche se poteva di più Zelinski, diciamo la verità. Lobotka non è stato lo stesso Lobotka, anche se non ha sbagliato chissà cosa. Cioè alla fine Lobotka sufficiente più glielo do perché comunque ha fatto il suo lavoro. Osimhen è il migliore secondo me per i movimenti, peccato perché anche lui un paio di gol se li è divorati secondo me. Politano, finché c'era Politano tutto bene, è entrato il Mas, ma hanno sceso il palla in terra perché il Mas quando tiene un pallone fa risalire tutta l'Inter. Ha la tecnica, ma la tecnica se poi non acceleri, ma fai scendere in terra, perché facevi ritornare tutta la squadra dell'Inter, o tempo che tu andavi con il pallone verso l'area avversaria. Insigne, bene il primo tempo, nel secondo tempo anche lui è andato un po' a calare nel finale, però anche lui ha fatto bene, Insigne. Niente, qua giù, c'è amarezza, c'è delusione, c'è rammarico per il pareggio come l'abbiamo preso. Alla fine ci prendiamo questo punto perché siamo obiettivi, ci prendiamo questo punto perché il Napoli ancora non è da scudetto, voglio.
non è da scudetto, perché queste partite quando una squadra vuole vincere qualcosa di importante, le va a vincere. Anche soffrendo come hai sofferto nel secondo tempo, tu la vinci la partita. I cambi di Spalletti, non lo so, ho un asse Mertens così troppo tardi, poi mi vai a togliere Osimhen, io l'avrei tenuto fino all'ultimo e avrei messo Mertens dentro per affiancarlo, ma non l'avrei tolto mai Osimhen, l'avrei tenuto fino all'ultimo secondo, visto che era l'unico che ti dava profondità e l'unico che stava facendo bene. Zelinski è calato, poi nel finale ci sta, ma Osimhen non l'avrei mai tolto. Niente ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate di tutto questo, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto, almeno questo fatelo, se ancora non siete iscritti, non aspettate la carrozza, iscrivetevi al canale di Napoliello87. Il Napoli è da piazzamento Champions, quella cosa rimane un sogno, certo siamo lì, ce la giochiamo ancora, certo che sì, però oggi l'Inter ha dato la dimostrazione che è difficile togliergli quello scudetto dal petto, è difficile. Con questo è tutto ragazzi, buonasera a tutti amici, da Napoli 87 e come sempre, al di là del risultato, forza Napoli!